Cosa si potrà fare fino al 31 luglio? Resta il coprifuoco, si allargano le visite ad amici e parenti. Incastrati i truffatori, le vittime sono di Favara e Canicattì, sventati furto allicate e cessione di droga a Canicattì. Dopo le polemiche sul monumento artistico spostato ad Agrigento da una piazza a un'altra, il sindaco fa chiarezza. Esce il primo docuvideo in attesa della beatificazione a Livatino, a realizzarlo la diocesi di Agrigento per TV 2000. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, aperture e restrizioni. Scopriamo cosa si potrà fare fino al 31 luglio. Resta il coprifuoco, ma si allargano le visite ad amici e parenti. Vediamo. Il governo Draghi mette a punto gli ultimi dettagli del decreto riaperture. Gli italiani si troveranno a fare i conti con tutte le nuove misure, scaglionate a partire dal 26 aprile e fino al 31 luglio. Tornano sì le zone gialle, ma il governo non cede al pressing sul coprifuoco. Si allentano le restrizioni sulle visite ad amici e parenti, sale a 4 il limite delle persone che potranno andare a fare visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno nelle regioni gialle e arancioni, mentre restano vietate nelle zone rosse. Confermato l'anticipazione del via libera dei ristoranti a pranzo e a cena dal 26 aprile in zona gialla, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, mentre dal 1 giugno potranno aprire, ma solo a pranzo, anche i locali che hanno spazi al chiuso. Confermata anche la riapertura delle scuole sull'intero territorio nazionale. La deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus. Dal 1 luglio 2021 la bozza del nuovo decreto prevede la riapertura sempre solo in zona gialla delle attività dei centri termali, dei parchi tematici, dei parchi di divertimento nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Sempre dal 1 luglio 2021 in zona gialla saranno possibili anche fiere, convegni e congressi. Tra le attività consentite dal nuovo decreto ci sono quelle dei centri sportivi, pertanto dal 15 maggio riaprono le piscine all'aperto nelle zone gialle, dal 1 giugno le palestre. Già dal 26 aprile nelle zone gialle sarà consentita l'attività sportiva anche di squadre di contatto come il calcetto e il basket. Riaprono dal prossimo 26 aprile anche cinema e teatri, ma al 50% della capienza fino a 1000 spettatori all'aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, ovviamente solo in zona gialla. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia il certificato verde. Dal 1 giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso. In Sicilia, dopo il weekend dei vaccini, restano nei frigoriferi 70.000 dosi di AstraZeneca. Il presidente Musumeci si dice soddisfatto, valuteremo se riproporlo nel prossimo fine settimana. C'è il servizio. Le residue possibilità della Sicilia di chiudere la settimana con un lasciapassare per la zona gialla si stanno spegnendo negli ultimi bollettini e non arrivano buone notizie nemmeno per Palermo, dove nonostante il lieve calo dei contagi registrati ieri, la situazione resta critica e fa temere una proroga della zona rossa. In tutta l'isola la curva dei contagi non accenna a diminuire, a questo si affiancano nuove difficoltà nelle vaccinazioni. Alle 17 il viale principale dell'hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo è deserto, niente file sotto i gazebo montati per proteggere da pioggia e sole centinaia di cittadini che fino a qualche settimana fa si accalcavano dietro le porte. Dopo il successo dell'open weekend dei vaccini senza prenotazione, 66 centri vaccinali si sono svuotati e l'isola è scivolata al terzultimo posto in Italia per quota di somministrazioni. Scongiurata già la scorsa settimana la zona rossa, sembra difficile che il monitoraggio di venerdì collochi però la Sicilia in fascia gialla, promozione che consentirebbe la riapertura dei ristoranti. La bassa affluenza negli hub è un segnale preoccupante. L'arrivo di ulteriori 25.100 dosi di vaccino AstraZeneca in Sicilia rischia di fare un buco nell'acqua. L'attuale piano vaccinale anti-Covid assegna a ciascuna regione e provincia autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell'arco di una settimana. Tali valori vengono confermati ai referenti regionali 10
giorni prima dell'inizio della settimana stessa. Il rispetto da parte delle regioni dei target giornalieri è essenziale per l'avvicinamento progressivo all'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, si legge in una nota della struttura commissariale. Ed intanto ora è ufficiale: il 26 aprile prossimo il paese torna a respirare una parvenza di normalità con l'allentamento delle misure di contenimento contro il contagio da coronavirus. La bozza del decreto è il primo passo verso una nuova normalizzazione in vista della stagione estiva. L'Italia si prepara a riaprire i confini, ma per gli spostamenti tra regioni sarà necessario comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. Si chiamerà certificazione verde e avrà una durata di 6 mesi. Viene rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero per i pazienti non ricoverati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Se il soggetto contrae il coronavirus nell'arco dei 6 mesi di validità del certificato verde, questo, come scritto sul decreto, decade. Per quanto riguarda il tampone, invece, ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta su richiesta dell'interessato, anche qui in formato cartaceo digitale. La zona gialla darà comunque il via libera alle riaperture di bar e ristoranti, anche a cena ma solo all'aperto, nonostante permanga la misura del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Via libera anche agli sport all'aperto a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla. Nel rispetto delle linee guida vigenti è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. L'unico limite imposto è il divieto di utilizzo degli spogliatoi. Ripartono anche la cultura e l'intrattenimento. La bozza del decreto infatti stabilisce che in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Rigidi comunque i limiti di capienza prevista, che non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. La bozza del decreto prevede una seconda tranche di apertura a partire dal 15 maggio, quando anche le piscine all'aperto potranno riaprire le loro porte per accogliere gli avventori. Nella stessa data anche centri commerciali potranno riaprire nel weekend, ovviamente solo se la regione è in zona gialla. Il 1 giugno potranno riaprire anche le palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico. Riapriranno anche gli stadi per eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Infine a luglio potranno riprendere le fiere, convegni e congressi, Luna Park, terme e parchi tematici nel rispetto dei protocolli e delle linee guida previsti per i singoli settori, ovviamente con la discriminante della zona gialla. Operazione antimafia contro il clan di Enna, 30 arresti, sventato un omicidio. Il clan imponeva il pizzo e controllava il regime di monopolio e il mercato della droga. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si chiama Caput Silente, l'operazione condotta dalle forze della Polizia di Stato di Enna, che sin dalle prime ore dell'alba i poliziotti con oltre 200 uomini hanno eseguito circa 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dall'uso delle armi con estorsioni, danneggiamento e traffico di stupefacenti. Il sodalizio criminale, che si avvaleva delle forze di intimidazione derivante dall'appartenenza alla famiglia di Cosa Nostra di Enna, operava in prevalenza nell'area nord della provincia, cercando di imporre il pagamento del pizzo e controllando il regime di monopolio e il mercato della droga. Nel corso dell'attività investigativa è stato scongiurato anche un omicidio e sono state sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L'operazione è denominata Caput Silente
È un'operazione significativa che si è sviluppata a Enna, una zona tradizionalmente ritenuta neutra e sicura dai capi di Cosa Nostra che proprio a Enna tennero la riunione della commissione che decise la strage di Capaci. L'ultima vasta operazione effettuata dalla polizia a Enna risale nel mese di gennaio scorso e riguardava però il traffico di droga tra la zona di Barrafranca e Piazza Armerina da parte della Polizia di Stato, che aveva eseguito anche una ventina di arresti cautelari per spaccio di droga dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Enna. Oltre 150 furono allora le persone impiegate con la partecipazione del reparto di volo delle unità cilofine per la ricerca di armi e droga. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì hanno arrestato un novantenne sorpreso nell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì in possesso di una pistola. L'anziano, originario di Camastra, era stato ricoverato durante il pomeriggio, ma il suo comportamento estremamente circospetto aveva lasciato perplessi i sanitari che se ne stavano prendendo cura. Dalla direzione dell'ospedale è partita la segnalazione ai militari, i quali, verificati i numerosi precedenti in materia di armi accumulati dall'uomo, hanno deciso di verificare e così si è scoperto che tra gli indumenti portati per il ricovero deteneva illegalmente una pistola senza marca calibro 6,37 con matricola Brasa, caricatore con 4 cartucce e un colpo già in canna. I militari, dopo aver messo in sicurezza e sequestrato l'arma che era pronta a far fuoco, hanno dichiarato in arresto il novantenne rimasto in custodia cautelare nella struttura ospedaliera. Le indagini proseguono anche per accertare il motivo per il quale si era fatto ricoverare in ospedale con una pistola. Sottratte 50.000 euro dalla cassa dell'ospedale di Patti, avviso di garanzia a un dipendente di 66 anni dell'ospedale. C'è il servizio. Un pubblico funzionario prossimo alla pensione si sarebbe appropriato in maniera indebita di 50.000 euro in contanti sottratti dalla cassa dell'ospedale di Patti. L'uomo di 65 anni, in pendenza dell'imminente collocamento in quiescenza, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe prelevato l'ingente somma di denaro proveniente dai ticket corrisposti dagli utenti della struttura sanitaria. L'attività di indagine eseguita dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina, sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, è stata rivolta alla verifica della corretta riscossione dei ticket dell'azienda sanitaria provinciale e ha riguardato tutte le fasi gestionali delle relative somme, dalla riscossione al trasferimento delle medesime agli istituti di credito tramite i vettori autorizzati, alla corrispondenza dei documenti giustificativi riguardanti i versamenti destinati all'azienda sanitaria per effettuazione dell'attività di riconciliazione tra la raccolta e i versamenti. Più in particolare le fiamme gialle della sezione tutela spesa pubblica del nucleo PEF di Messina, su delega del sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Alice Parialò, sulla base degli accertamenti svolti, ricostruivano come un dipendente della locale ASP con il ruolo di cassiere dell'ospedale di Patti, ormai prossimo alla pensione, nella sua qualità di riscuotitore addetto alla cassa ticket del presidio ospedaliero Barone Romeo di Patti, durante il 2019 avrebbe contravvenuto alle istruzioni operative dettate dall'ufficio economico-finanziario e patrimoniale dell'ASP di Messina. Il dipendente avrebbe violato, secondo l'accusa, le procedure di riscossione appropriandosi di quasi 50.000 euro in contanti, omettendone la rendicontazione e la relativa consegna nelle casse ospedaliere e rendendosi così responsabile dell'ipotesi di reato di peculato. Scoperta l'indebita appropriazione, il pubblico funzionario è stato costretto a restituire il maltolto, questa volta con bonifici tracciabili sul conto corrente dell'ASP di Messina, di cui l'ultima tranche nel recente dicembre 2020. Adesso il 65enne dovrà chiarire alla giustizia le motivazioni dell'illecito comportamento tenuto. L'operazione rientra nell'ambito dell'intensificazione del monitoraggio del delicato comparto della sanità pubblica, ancor più in un momento così delicato come quello che la nazione sta vivendo in questo difficile periodo. Ancora ritrovamenti di hashish sulle spiagge siciliane. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, hanno rinvenuto 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 760 grammi, grazie alla segnalazione di un cittadino. Tutti i panetti sono provvisti di etichetta cartacea riportante la scrittura top e l'immagine di una foglia di marijuana. Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 6.000 euro.
I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati da Francesco San Martino, hanno notato nel centro cittadino un uomo a piedi in atteggiamento sospetto che, accortosi degli agenti, si è subito allontanato furtivamente cercando di liberarsi di alcuni incarti. L'uomo è stato bloccato, perquisito e sorpreso in possesso di 5 involucri in carta di alluminio con dentro la sostanza stupefacente del tipo crack. Contestualmente i poliziotti hanno identificato un'altra persona ritenuta il cedente della droga. Entrambi risponderanno di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il boss dell'Acquasanta, l'aspirante pentito Fontana, spiega che gli unici soldi che avrebbe incassato sarebbero gli affitti di alcuni immobili e non sempre perché c'è la crisi, dice. Nega di aver mai fatto un'estorsione e sulle scommesse afferma: io so giocare solo a scopa. Vediamo. Mai fatta un'estorsione, lo garantisco al 100%. Noi non abbiamo bisogno delle 300, delle 700 euro per il lavoro che facciamo. A parlare l'aspirante pentito Gaetano Fontana, interrogato dal GIP Pier Giorgio Morosini mesi addietro, e che finisce per sostenere che assieme ai suoi parenti avrebbe incassato soltanto somme legate all'affitto di alcuni immobili in città. Indica poi alcuni dei suoi 83 coimputati nell'udienza preliminare fissata per il 26 prossimo, ma respingendo gli addebiti giura, sempre sui suoi figli, di non c'entrare nulla, per esempio con Giovanni Ferrante, che secondo il procuratore aggiunto Salvatore De Luca ed i sostituti Amelia Luisa e Dario Scaletta sarebbe stato invece il braccio palermitano del clan dell'Acquasanta, ormai in buona parte residente a Milano. E il GIP così ammette: o c'è qualcosa di nuovo o ci fermiamo qui. Finora infatti le dichiarazioni del boss, che dice di volersi aprire a 360 gradi, non hanno affatto convinto i magistrati nel verbale, e lo stesso giudice ad incalzarlo e a dirgli: se le comincio a dire la mia è un'apertura a 360 gradi dopo che finora ha negato praticamente tutti gli addebiti, è legittimo che noi su queste cose una valutazione l'abbiamo fatta. Durante l'interrogatorio che Fontana aveva chiesto in autunno per poter ottenere gli arresti domiciliari che il GIP però non aveva voluto concedergli, i PM gli chiedono di raccontare ciò che sa di diversi degli arrestati del Max Blitz denominato Mani in Pasta, messo a segno l'anno scorso dalla Guardia di Finanza. Conosco Domenico Passerello, dice Fontana, un portatore di guai, mai avuto a che fare con lui, mai avuto un buon rapporto, veniva a Milano solo per mio fratello Giovanni e per sua sorella, perché la sorella è di Passarello e la moglie di mio fratello Giovanni. Afferma anche di conoscere Giulio Biondo: sono dell'Acquasanta, lo conosco da ragazzino e aveva una società che gestiva queste slot machine. Non ho mai condiviso nulla però con lui. Il boss nega legami e affari anche con Giovanni Ferrante ufficialmente parente perché è cugino, ma l'ho conosciuto da grande, quando suo padre chiese a mio padre se poteva far lavorare il figlio in una ditta ai cantieri navali dove già era operaio il padre di Ferrante, Michele. Era un ragazzo molto chiacchierato per quello che andava facendo per strada. Conosco Michele Ferrante, il padre di Giovanni. Ho saputo che lavorava per conto di una rivendita di caffè di Pensavecchia Gaetano, che io conosco bene. E Fontana continua: mio padre aveva dato 160-170 mila euro. Pensavecchia aveva ancora bisogno di soldi, dice che gli mancavano 100.000 euro per recuperare quello che aveva fatto mio padre. È una delle poche aziende per le quali Fontana di fatto ammette di centrarci qualcosa. Si sofferma anche su un altro coimputato, Roberto Giuffrida. Mio fratello Giovanni prendeva uno stipendio da questo Roberto inerente a questa ditta di Manticelle dove lavorava Giovanni Ferrante, dove non si comportava bene, che ne aveva fatto un bancomat personale di questa azienda, ma Giuffrida non ha mai preso ordini da me e credo nemmeno da mio fratello. Di Sergio Napolitano Fontana dice: conosco Sergio dal 1994 come frequentatore di discoteca Riccione. Quando mio fratello mi disse che Giovanni Ferrante si vedeva con questo Napolitano, io gli ho detto: ma chi è su Sergio Napolitano? Per me era al di fuori di Cosa Nostra. I PM contestano a Fontana che dalle intercettazioni emergerebbe una richiesta di Ferrante proprio a lui e insiste: glielo giuro, non ho mai avuto niente a che fare con Giovanni Ferrante, glielo giuro sui miei figli, mai per quanto riguarda Cosa Nostra, sapevo che erano dei cani sciolti. I magistrati poi fanno parecchie domande al boss perché riveli quali siano i beni di famiglia, ma senza grandi risultati. Ma il boss non c'entrerebbe nulla neppure con il business delle scommesse. Per quanto mi riguarda, ammette, io non ho preso un centesimo per quanto riguarda i pannelli, le slot e così via. I soldi che non nega di aver ricevuto
ricevuto Fontana sono quelli relativi all'affitto di alcuni immobili. L'aspirante collaboratore di giustizia sostiene infine con fermezza che non ha mai fatto estorsioni e quando sarebbe sceso a Palermo da Milano sarebbe stato solo nell'interesse della famiglia Fontana di sangue, non mafiosa. Gli uomini del commissariato di Licata, su disposizione della locale sala operativa, si recavano in un immobile del centro cittadino dove poco prima era stato segnalato un furto in atto all'interno di un appartamento. Il personale operante, accortosi che il portone d'ingresso era socchiuso e che dall'abitazione segnalata provenivano rumori non giustificati dall'ora tarda e dal fatto che la casa risultasse disabitata, decideva di entrare. Il giovane, vistosi scoperto, decideva di abbandonare la refurtiva e fuggire da una finestra per sottrarsi all'arresto. Tuttavia all'esterno dell'abitazione vi era una componente della pattuglia che gli intimava di fermarsi e arrendersi. Pertanto il giovane desisteva dalla fuga e veniva arrestato. L'uomo, con precedenti specifici di polizia, attesa la fragranza, veniva deferito alla procura in stato di arresto per i reati di danneggiamento, furto aggravato, tentato e condotto al commissariato di Palma di Montechiaro. A seguito dell'udienza il giudice del Tribunale di Agrigento convalidava l'arresto e disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari. Forniva falsa documentazione sull'identità delle persone, false ricevute di bonifico bancario, riceveva polizze assicurative che poi a sua volta, così almeno veniva annunciato, avrebbe dovuto rilasciare ad onesti automobilisti, gente che però non ha mai ricevuto alcun documento assicurativo perché l'indagato, dopo aver incassato il pagamento, utilizzando scuse e rendendosi irreperibile, si dissolveva nel nulla. Tante le denunce raccolte dai poliziotti del commissariato di Canicattì, che è coordinato dal commissario capo Francesco San Martino. L'attività investigativa delegata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli è arrivata nelle ultime ore all'identificazione e alla denuncia del truffatore. Si tratta di un 33enne di Ficarazzi. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata dall'uso di atto falso, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi a carico della persona sottoposta alle indagini. Hanno reso noto dalla questura di Agrigento vi sono numerosi precedenti di polizia per truffa in danno di compagnie assicurative, raggiri realizzati in diverse zone della Sicilia. Hanno truffato una 25enne di Favara che ha di fatto perso 1.000 euro. I carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento una donna di Pescara di 38 anni e un uomo di Napoli di 34. I due sono riusciti a raggirare la ragazza facendole credere di essere interessati a prendere in affitto un appartamento di sua proprietà. Attraverso i codici forniti del bancomat, la coppia, stando all'accusa, è riuscita ad appropriarsi di 1.000 euro della giovane favarese, anziché versare quella che per la giovane di Favara avrebbe dovuto essere la caparra. I due hanno prelevato quanto la ragazza aveva sul bancomat. I carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, sono riusciti a risalire all'identità dei due presunti truffatori attraverso verifiche con gli istituti bancari, ma anche grazie alle registrazioni delle utenze telefoniche utilizzate da entrambi. A loro carico è dunque formalizzata l'accusa di truffa. Cambiamo argomento, sono aperte le iscrizioni per l'anno 2021-2022 all'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, ateneo di laurea che si occupa di italiani e stranieri e che ha sede al centro della città in via Bacbac. Tutte le informazioni utili possono essere trovate al sito istituzionale dell'Accademia Belle Arti Michelangelo. A bordo di una Opel agila l'imprenditore Totò Luca, 70 anni, per il quale la DDA di Caltanissetta, dopo l'arresto dell'1 luglio del 2019, ha chiuso le indagini per concorso esterno in associazione mafiosa, si è gettato nel mare al porto di Gela. L'utilitaria è finita in acqua e quando si è aperto il portellone posteriore l'uomo è riuscito a uscire fuori dall'abitacolo che si trovava già in fondo alle acque. Sono stati alcuni sommozzatori ad andargli in soccorso e far scattare l'emergenza. Sul posto si sono recati gli uomini della Capitaneria di Porto di Gela che hanno avviato le indagini. Non è la prima volta che Luca si rende protagonista di simili episodi. L'8 luglio 2006, dopo che la DDA aveva messo i sigilli alla concessionaria di vetture Lucauto davanti al comune, minacciò di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. L'imprenditore, che soffre di diverse patologie, ora si trova in ospedale.
Consigli comunali della Sicilia occupati contro il dimezzamento dei fondi del Recovery Fund. Una delegazione dei 500 sindaci del Sud sarà a Napoli il 25 aprile in protesta. Arturo Cantella. Anche il comune di Naro, nella persona del primo cittadino onorevole Maria Grazia Brandara, sarà presente insieme ai sindaci del Sud per onorare la festa del 25 aprile della Liberazione a Napoli, per affermare il valore della coesione nazionale e della equa distribuzione delle risorse, aderendo alla rete del Recovery Sud. Mentre nella giornata di oggi pomeriggio sarà anche occupata l'aula consiliare dello stesso comune per protestare sul taglio delle risorse che l'Europa destina al Sud per una percentuale del 68%. Invece, da notizie avute dal governo di Roma, decurterà il finanziamento al 40%. L'occupazione delle aule consiliari nella giornata pomeridiana sarà eseguito anche da altre amministrazioni comunali, non solo isolane. Io la ringrazio. Questo del Comune di Naro non sarà un momento isolato, perché nella corrispondenza interna che abbiamo con gli altri colleghi sindaci della provincia di Agrigento, in moltissimi hanno risposto che condividono l'iniziativa e che credo che anche loro simbolicamente e pacificamente occuperanno le aule consiliari dei loro comuni. E questa è un'iniziativa che serve, come lei ha ben detto, di supporto a quell'incontro che ci sarà a Napoli, piazza Plebiscito, il giorno del 25 aprile. Ovviamente sarà una nutrita rappresentanza, ma pur sempre una rappresentanza dei 500 sindaci, se non altro per ragioni di Covid. Perché? Perché accendere i riflettori e fare questa battaglia, ma che deve essere non tanto nella forma, ma nella sostanza molto concreta. Come voi sapete, questo periodo eccezionale, mondiale, di pandemia, ci ha creato dei disastri in tutte le nazioni del mondo. L'Europa ha destinato tantissimi miliardi al meridione d'Italia. L'Europa dice altresì, oltre che alle altre nazioni, dice altresì che il 68% di queste risorse va investito, va dato al meridione. Ebbene, da calcolo invece che abbiamo fatto, il governo centrale si fermerebbe al 40%. E allora io dico una cosa: il governo si deve comportare come il buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia distribuisce equamente le sue risorse, sapendo però che se c'è qualche figlio che ha maggiormente bisogno, quello deve dare, ma non perché noi siamo lì con il cappello in mano a chiedere dateci, perché è quello che ci spetta. Solo così noi, nel corso della festa della liberazione, potremmo liberarci dal divario atavico che c'è tra nord e sud. Allora, io vi dico una cosa, io non lo so che risultati otterremo, però in tutta coscienza io non mi sento di non affrontare battaglie forti, e ripeto e ribadisco forti, perché nei confronti delle future generazioni io non voglio avere questo rammarico, questo rimpianto, questo rimorso, soprattutto di non essermi battuta per dare prospettive alle future generazioni. Dice: perché non ci avete pensato prima? Mai come adesso ci sono tutte queste risorse da assegnare, mai come adesso. E allora, viva Dio, dobbiamo fare. C'è un altro limite, mi consenta che le rubo ancora un attimo. Prego. L'altro limite è: arriveranno tante risorse, perfetto. Ci vogliono le persone, i tecnici, per poter progettare, per poter proporre progetti significativi, concreti, e intanto presentarli. E voi, come sapete, tranne rare eccezioni, in tutti i comuni, soprattutto gli apicali, sono tutti prossimi alla pensione, e quindi insomma ci vuole questa ribatterizzazione della macchina burocratica. Abbiamo bisogno di giovani intelligenti, preparati, scelti per merito. Quando avremo fatto questo, insieme ai soldi che l'Europa ci darà, possiamo cominciare a guardare al futuro con un occhio più sereno, sapendo che non saremo i sindaci di adesso a vedere i risultati del futuro, ma se questi sindaci di oggi se ne staranno con le braccia conserte, certamente noi avremo tagliato l'aria
a tutta una futura generazione e non è corretto. Sarà il deputato regionale Carmelo Pullara a presiedere la commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi istituita all'Assemblea regionale. La commissione si è appositamente riunita per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Pullara commenta: ringrazio opposizione e maggioranza per il voto unanime dei presenti e la fiducia e la responsabilità concessami, consapevole del grande compito affidato, lo svolgeremo al meglio e con impegno per raggiungere l'obiettivo del nuovo organismo parlamentare. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. È stata spostata la scultura a bronze ad Endelion. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè mette fine alle polemiche. Vediamo. Io vorrei ringraziare il nostro sindaco Francesco Miccichè per la possibilità di spostare la nostra statua Oduvančik, l'opera in bronzo di Grigorij Potocki, dello scultore russo, nel posto dove era messa in via Tanea. Io non ero tanto contenta perché in via Tanea tra negozi e ristoranti la statua, diciamo, non è stata tanto valorizzata come poteva essere. Purtroppo non è stata ben trattata, diciamo, in quel posto, perché io lo vedevo spesso che le persone buttavano la diciamo, immondizia, e poi lo so anche che adesso mancano anche 2 mani, e quindi adesso nella piazza nel posto più prestigioso ad Agrigento, Piazza Duomo, proprio il posto suo. Noi aspettiamo il console in questi giorni per dimostrare la nuova posizione della nostra statua. Io mi sono subito adoperato, appena insediatomi, avendo conosciuto Irina, per la richiesta fatta. Irina mi ha chiesto la cortesia di trovare una location più ideale, più maestosa. Io penso che la Piazza Duomo sia forse la posizione ottimale per poter valorizzare quest'opera d'arte. Ecco le mani che ho ricevuto proprio oggi da Franco Chianetta, che è il gestore del pub davanti al quale era stata installata la statua. Mi ha riferito che poco tempo dopo l'installazione della scultura la statua è stata danneggiata da un ragazzo che si era appeso alla scultura stessa e quindi aveva scippato queste 2 mani. Sono state custodite quindi da circa 5 anni, e io, proprio perché tengo tantissimo alla cultura, le custoderò qua io in comune e aspetterò che il maestro Potocki potrà finalmente ritornare a Agrigento per poter lui stesso andare a ricollocare nella loro sede iniziale. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo, in visita ufficiale al Palazzo di Città per valutare la possibilità di trasferire la caserma in un nuovo stabile che l'amministrazione comunale ha proposto. Arturo Cantella. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo. Una visita ufficiale al comune. L'occasione è servita per ringraziare gli uomini dell'Arma dei Carabinieri impegnati quotidianamente a tutela del territorio per la manifesta e costante vicinanza nei confronti dei cittadini. All'incontro erano presenti, oltre che al comandante della stazione, il maresciallo Ditto, il presidente del Consiglio Comunale Felice Vaccaro, l'assessore Nino Fugallo, il consigliere Emanuele Fiorica. Dopo un breve giro per la città, il sindaco Lattuca e il colonnello Stingo hanno effettuato un sopralluogo nello stabile messo a disposizione dall'amministrazione comunale, in cui sorgerà il neopresidio di legalità della città della Scala dei Turchi a Realmonte. Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare l'amministrazione comunale di Realmonte, in particolare il signor sindaco, che ringrazio per l'accoglienza. Abbiamo garantito la presenza dell'Arma dei Carabinieri in questa che è una culla della legalità nella provincia di Agrigento. Colgo l'occasione per mandare il mio saluto a tutta la popolazione e un particolare segno di vicinanza, garantendo la più ampia disponibilità dell'Arma dei Carabinieri da qui al futuro. Io ringrazio il colonnello Stingo
Ringrazio per aver atteso la nostra richiesta di rapporto sinergico finalizzato a una crescita che passi attraverso la bellezza e attraverso la legalità. Lo abbiamo chiesto, ottenuto sin da subito e per questo vi ringraziamo. Questo sicuramente, oltre che ad essere un modello attuale, sarà un monito per le future generazioni. Grazie, colonnello. Siamo con Andrea Barbera al ritorno della regata, che ha avuto un ottimo piazzamento, un buon successo. Ecco, che effetto fa rientrare a casa dopo l'esperienza avuta? Allora, rientrare a casa è sempre piacevole, soprattutto dopo un evento del genere, quando appunto portiamo a casa un risultato così importante a livello nazionale per questo sport, per la vela, appunto per Agrigento è un risultato che accade per la prima volta. Arrivare sul secondo posto del podio in una regata nazionale dove partecipano i migliori velisti con più di 40 barche sono gran belle soddisfazioni. È stata una regata molto dura, molto sofferta per le condizioni meteo, soprattutto nella prima parte della gara. I primi 2 giorni abbiamo avuto scirocco con burrasca forza 7, con onde di 2,5 metri, 30 nodi di vento. È stata dura portarla al termine. Tutta la regata è durata più di 5 giorni e un'ora circa. Quindi capite bene che è un sacrificio e un impegno fisico e psicologico non indifferente. È una vera e propria staffetta che si fa con il proprio compagno, perché è una regata che si fa in 2, quindi si fanno turni di 2 ore. Per 2 ore chi è fuori si occupa appunto della navigazione, di far correre la barca al massimo, e chi invece smonta e entra in cabina e cerca appunto di riposare, mangiare quello che riesce a mangiare e riprendere, diciamo, le energie. E così per 5 giorni, quindi capite bene che insomma è un impegno incredibile. Abbiamo messo dietro barche molto più grandi di noi, molto più veloci, e Firstissimo era la barca più piccola della regata, quindi a maggior ragione riuscire ad arrivare al secondo posto non è stato facile, è stata una vera e propria impresa. Quante miglia avete percorso sostanzialmente? La regata sono 535 miglia, noi poi per percorso, per condizioni meteo, ne abbiamo percorse circa 620. Considerato che io poi ho dovuto trasferire la barca a Roma e poi riscenderla giù, ne ho percorse altre 650, quindi in 20 giorni Firstissimo ha fatto più di 1000 miglia, 1200 miglia quasi, insomma un bel tragitto. Una esperienza che capitalizzerai con altre iniziative, che so già che hai in cantiere altre cose? Sì, questa è soltanto la prima regata della stagione 2021, che nonostante il Covid fortunatamente sembra che stia ripartendo tutto il movimento della vela nazionale. Probabilmente ci sarà una regata a Trapani la prossima settimana, che è il campionato nazionale d'area organizzato dalla Lega Navale di Palermo, e poi ci sarà la Ulisse Challenge Trophy che parte da Catanzaro, arriva a Malta a luglio. A giugno ci sarà la Aeolian Cup, per la prima volta il Yacht Club di Capo d'Orlando ha organizzato questa regata a Salina, dove noi saremo presenti sicuramente, e poi a settembre c'è la Round Aeolian Race, che è una regata che appunto fa il giro delle Eolie, che abbiamo già fatto l'anno scorso, e quest'anno ci siamo già prenotati. Hai portato in alto il nome della città con gli sponsor che ti hanno permesso di portarla avanti. Assolutamente, io infatti sto cercando di creare una rete di sponsor, di aziende appunto siciliane. A bordo con me ci sono aziende di Capo d'Orlando, aziende di Marina di Ragusa, aziende di Marsala e aziende anche di Agrigento, quindi creare una rete che appunto possano credere in questa disciplina sportiva, che appunto per portare in alto il nome sia della città di Agrigento ma anche della nostra isola, la nostra Sicilia. In primis abbiamo come supporto il Club Nautico Punta Piccola, che è il club dove adesso ci troviamo, dove io sono cresciuto, dove ho iniziato a fare i primi passi, diciamo, appunto in questa disciplina sportiva della vela, che mi ha sempre supportato nelle mie avventure, nelle mie imprese, e continua a farlo sempre. In preparazione alla beatificazione di Rosario Livatino, la diocesi di Agrigento realizza il primo di 3 docu-video realizzati e prodotti da TV 2000. Vediamolo. Domenica 9 maggio alle ore 10 presso la Basilica Cattedrale di Agrigento avrà luogo la Santa Messa con la cerimonia di beatificazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino,
presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle misure di contrasto e il contenimento della pandemia, secondo quanto previsto dai protocolli. Intanto, in preparazione della beatificazione del giudice Rosario Livatino, è stato pubblicato sul canale YouTube dell'Arcidiocesi di Agrigento il primo documentario video, Rosario Livatino, l'uomo. Sono 3 quelli previsti nella figura del magistrato martire, prodotto dall'emittente nazionale TV2000 in collaborazione con il Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento. Rosario ha saputo vivere la sua vita con quella semplicità dell'uomo qualunque. Però nel Vangelo tanti uomini qualunque sono uomini straordinari. Il Signore non ci vuole degli eroi, ci vuole grandi nella semplicità come quella di Maria, come quella di Giuseppe. Ci sono, ma non ci sono, però lasciano il segno. Rosario è stato mio alunno nell'anno scolastico 1968-69. Era un ragazzo normale, cordiale, con i compagni, non era per nulla un ragazzo chiuso. Forse nel modo di vestire, io come battuta dico che Rosario è nato in giacca e cravatta. Quando noi avevamo qualche problema di impreparazione, Rosario non si è mai tirato indietro, spesso sceglieva di non fare la ricreazione, di restare in classe a spiegarci i vari argomenti che non riuscivamo a capire e con molta facilità si restava in classe e ci spiegava il tutto. Rosario era certamente uno dei più bravi, però io nei temi oltre il 7, 7,5 non andavo mai, forse perché allora ero giovane insegnante, ero un po' più rigoroso e certe volte riflettendo sulle situazioni attuali direi che adesso più che 7, 7,5 dovrei dargli 250, 300 in proporzione. E il periodo più bello del liceo era quando il pomeriggio si incontrava, si andava a passeggiare. E Rosario, come tutti noi, aveva anche battite del cuore e quindi si andava a passare sotto la cosiddetta presunta amata sperando che si affacciasse al balcone per poterla salutare. Però prima delle 20 scappava a casa perché papà era inflessibile negli orari e Rosario rispettava le regole come ha fatto sempre in vita sua. Il rapporto che ha con i genitori è un rapporto sacrale, perché è un rapporto di dedizione, servizio, di attenzione, di cura, di tutto quanto. È come se avesse coniato questa sorta di motto: essere felici e fare felici gli altri. Per lui la cosa più bella è questa. Rosario Livatino prestava servizio in procura e aveva frequenti contatti con il tribunale, con la sezione penale del tribunale dove io lavoravo ed ero stata destinata. Nonostante fosse molto impegnato con il lavoro e si fermasse in ufficio fino al tardo pomeriggio ogni giorno, aveva grande disponibilità nei confronti di questi giovani colleghi che arrivavano spesso da fuori e in lui trovavamo certamente un punto di riferimento e un collega al quale chiedere conforto anche in questa prima fase della professione. Per lui ovviamente non è uno sforzo il guardare con amore chi gli sta di fronte, però tutti i magistrati che hanno lavorato con lui mi dicevano che
Livatino rimaneva l'unico magistrato, per esempio, che si alzava, dava la mano all'imputato che aveva appena sentito, che aveva appena interrogato, lo accompagnava anche alla porta. Ho chiesto ai suoi colleghi magistrati come voi perché non lo facevate e mi hanno detto per un fatto di distanziamento, di distacco, comunque per qualcun altro mi ha detto per un fatto igienico. In occasione di un Ferragosto, egli, ritenendo che un detenuto dovesse essere rimesso in libertà, si recò da solo alla casa circondariale di Agrigento per consegnare personalmente agli agenti di custodia un ordine di scarcerazione per quel detenuto. La sua presenza in un giorno particolare di deserto sotto tutti i punti di vista meravigliò l'agente di servizio, il quale disse: dottore, lei anche oggi viene? E Rosario specificò con un tono di rimprovero che quando c'è la libertà in gioco, la libertà di un individuo, non esiste una festa. In Livatino c'è questo atteggiamento di disponibilità, intanto a riconoscere la dignità della persona, al di là del reato, no? Commesso. Che il reato è una cosa, va condannata, tu sei il reo e il reo invece va compreso e per quello che è possibile va anche amato, no? Il mafioso sta ad occhi bassi e ti fa stare ad occhi bassi. Livatino guardava in faccia anche il delinquente perché sapeva vedere in lui un uomo e lui cercava l'uomo. Lui ha pianto davanti anche a qualche delinquente ucciso e quando qualcuno gli ha detto ne abbiamo uno in meno, perché piange? Dice davanti a questi casi un credente deve per forza pregare, un non credente deve tacere. Rosario Livatino è stata una figura di magistrato elevatissima, una figura di giudice estremamente moderno, perché è una figura di giudice leale, attento ai bisogni della gente e all'applicazione della legge. A chi dice che Rosario ha dovuto accettare tante rinunce e fare tanti sacrifici, dico no, non è questa l'ottica cristiana. Rosario semmai ha fatto delle scelte e facendo queste scelte ha scelto sempre la parte migliore. Livatino diventa grande perché è il piccolo del Vangelo. Non ha fatto niente di straordinario. Il miracolo è stato che un uomo ordinario è riuscito a riempire di Dio il luogo o le persone che incontrava. Ecco, nessuno avrebbe pensato che in un tribunale, il luogo del codice penale, civile, potesse entrarci anche il Vangelo. E lui è riuscito a mettere insieme tutto, giustizia e carità. In punta di piedi è vissuto, però facendo il suo dovere sino in fondo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.